oggi qui, poi avremo altre 4-5 tappe. Vado anche a omaggiare Tina Anselmi perché lo ricordo sempre in questi giorni nelle tappe, sta tagliando il governo sulla sanità pubblica e sarebbe bene infatti fare l'esatto contrario, visto che proprio l'Anselmi fu protagonista di una delle riforme più straordinarie che si sono fatte nell'Italia repubblicana con l'introduzione del sistema sanitario nazionale, ed oggi stanno tagliando ed è un problema gigantesco. Ieri l'assessore Donini, assessore dell'Emilia Romagna, non a nome dell'Emilia Romagna ma di tutti gli assessori delle 20 regioni italiane e province autonome, ha chiesto al governo di mettere mano al finanziamento della sanità perché rischiamo di andare incontro davvero a problemi enormi. Poi sarò a Padova, Vicenza, stasera chiudo a Verona, ma tanto poi tornerò, insomma la facciamo tutta la regione che peraltro conosco benissimo da tanti anni. Un momento difficile per il PD. Ma sì, però anche qui in questi 10 anni cosa avete spesso commentato? Ascese, discese, voli, crolli. La politica italiana si è abituata a un cambio rapido di leadership, a volte è anche un problema, perché rischi che le persone possano pensare che chiunque metti non sia capace di fare quello che propone, e quindi il rischio è anche di un indebolimento e magari un pensiero che questa democrazia sia talmente imperfetta che poi non ci si riesce. Quindi il Partito Democratico certamente ha subito una sconfitta al pari di 5 Stelle e Terzo Polo, anche frutto di questa legge elettorale che, andando tutti soli, e questo immagino e spero anche gli altri lo vogliano considerare per il futuro, per evitare di perdere sempre, ci ha portato ad avere una rappresentanza in Parlamento persino inferiore ai reali voti acquisiti, e la destra ha preso una rappresentanza molto superiore come percentuali parlamentari sui voti realmente acquisiti. Ora avremo anni davanti, se divento segretario garantisco che al governo ci torneremo solo quando vinceremo le elezioni. Abbiamo anni per metterci al lavoro, non sarà facile, però io penso che si può recuperare, e se non lo pensassi non sarei qui a provare a fare questo bel percorso, insomma, molto democratico. Ecco, se divento segretario però vi garantisco che non commenterete più 6 mesi per fare un congresso che appariamo marziani rispetto ai tempi di vita normali delle persone, quando invece dovremmo, al contrario, difendere però un percorso democratico, una vera festa democratica che vede migliaia e migliaia di persone, vedremo quante, ma scegliere chi li guida. Quella domanda che mi fate sempre: gli altri partiti non siete in grado di farla perché sapreste qual è la risposta, non saprebbero rispondere, scelgono in 3 chi li deve guidare. Io non mi permetto di giudicare quel percorso, è legittimo, ma difendo il fatto che con la crisi dei partiti e della politica noi si continui a far partecipare tutti quelli che vogliono, però i tempi andranno in futuro accorciati perché così è davvero troppo lungo. Lei l'abbiamo conosciuto durante il Covid come un grande collaboratore di Zaia, qui il titolo in qualche modo in Veneto è l'autonomia. Qual è la sua posizione sull'autonomia? Beh, noi abbiamo collaborato tanto, anche perché se mi guardo indietro a volte mi chiedo come abbiamo persino fatto, perché non avevamo strumenti precedenti, esperienze. Dopo Wuhan fummo i primi colpiti e sembrava anche in Italia, che peraltro è stato così per diversi mesi, la pandemia ha colpito soprattutto Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ne abbiamo collaborato tanto, come era giusto che fosse, fuori da ogni divisione geografica e politica. La politica dovrebbe imparare a saper distinguere tra l'appartenenza, sempre legittima e persino necessaria, ma poi anche la collaborazione quando serve, perché io credo molta gente stia a casa dalle urne e dal voto sempre più, non sopporta più un teatrino di insulti dalla mattina alla sera. Sull'autonomia, io ne ho parlato anche ieri nella 4ª tappa in 20 giorni nel Mezzogiorno. Io non vorrei che la Lega stia scommettendo prima delle elezioni lombarde su uno scalpo da esibire ai propri elettori, perché dire no all'autonomia differenziata sarebbe un errore clamoroso anche politico, e peraltro io sono di quelli che per primo la propose, solo che io ho proposto un'autonomia che è diventata un po' come proposta il patrimonio
del centrosinistra, ma anche apprezzato, visto da diversi presidenti, ad esempio del sud del centrodestra, che hanno il timore che un'autonomia differenziata fatta in modo sbagliato rischi di togliere a chi ha già meno di altri e a dare a chi ha già qualcosa in più, cioè che siamo alcune regioni del nord o le regioni del nord. Per fare un'autonomia differenziata fatta bene servono alcune cose. La prima, che vengano definiti prima i livelli essenziali di prestazione. Io peraltro non è che lo dico adesso, ci sono audizioni bicamerali, credo 3, in 5 anni, che sono andato a diversi parlamenti e governi a sostenere nelle commissioni preposte. Secondo, serve una legge quadro votata dal Parlamento, così come ho detto dei LEP bisogna superare la spesa storica, altrimenti non cambia mai niente. Poi bisogna che venga tolto le parole residui fiscali, perché se trattieni le tasse si avvicina più alla secessione che all'autonomia differenziata. Io ho sempre detto non voglio un euro di più di quello che ci danno, basta anche un in meno, l'importante è poter gestire noi alcune risorse che già ci arrivano ma non fatte gestire a Roma. Poi bisogna eliminare scuola, sanità, cioè voi ce la vedete un paese con 20 pubbliche istruzioni diverse, dai, faremmo da questo punto di vista obiettivamente ridere. Dopodiché si può discutere di tutto, la nostra idea di autonomia è un'idea che parte dal permettere di programmare meglio, in un paese in cui non avendo mai certezza delle risorse che arrivano fai fatica a programmare, e poi un'autonomia che permetta soprattutto di semplificare la vita a famiglie, persone, imprese, perché bisogna sburocratizzare al massimo. Insomma, vedremo, noi abbiamo chiesto al governo di coinvolgere di più e meglio le regioni e avere il tempo e la pazienza per fare una cosa fatta bene, altrimenti saremo costretti a dire che così non va bene. Ma non è un paradosso che Zaia si trova più affine con lei che con gli alleati Fratelli d'Italia? Non mi permetto assolutamente di giudicare da quel punto di vista. Il Partito Democratico conta nella sua candidatura alla segreteria per rilanciare anche il partito in vista delle amministrative. Qui a Treviso si voterà come a Vicenza, cosa ne pensa? Noi abbiamo bisogno di un partito più popolare, un partito che sia più presente dove la gente vive, lavora, studia, si cura, magari anche si diverte. Serve una classe dirigente anche nazionale che giri di più l'Italia, che sappia farsi capire da chi ha 2 lauree ma anche da chi non ha potuto studiare, anche perché quando votano il voto pesa alla stessa maniera. Serve un partito democratico che abbia più rapporti con i territori. Se divento segretario e rimane questa legge elettorale vi garantisco che la prossima volta i candidati e le candidate al Parlamento li scelgono i veneti con le primarie, non perché sia uno strumento perfetto, ma perché è giusto raccogliere la vicinanza di coloro che vengono candidati per avere anche un rapporto diretto col territorio dove vivono o lavorano. Abbiamo bisogno di un partito democratico che parli meno di nomi e cognomi e più di contenuti, che parli meno degli altri perché altrimenti pensano che abbiamo poco da dire di noi. Io guardi, ho fiducia, ripeto, non sarà facile, io non temo che il PD finisca come mi chiedono, temo la sua irrilevanza che è diverso e persino peggio. È già capitato, il Partito Socialista francese è stato uno dei più grandi partiti riformisti del Novecento e anche oltre, è un po' di tempo che non arriva nemmeno al 10%. Però l'abbiamo già visto, lo dicevo prima, si può anche in tempi inferiori a quello che uno pensa rilanciarsi. E il governo, che ha una maggioranza solidissima e ha il diritto dovere di governare i prossimi anni, vede poi che tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro, per cui la propaganda va bene in campagna elettorale, poi quando governi, se hai promesso che sterilizzavi le accise, riducevi il costo della benzina e milioni di italiani vanno a fare rifornimento e trovano il prezzo più alto in Europa, tu fai fatica a stare per giorni e giorni a provare a spiegare, giustificare o meno. Bastava dire ci siamo sbagliati, può succedere, e ho visto che hanno risposto alcuni esponenti di Fratelli d'Italia a me, ma non devo rispondere a me, devo rispondere agli automobilisti. Senta, Treviso-Vicenza si accontenterebbe il PD di un 1-1? No, io ho giocato a calcio fino a 38 anni e ogni volta che sono sceso in campo era per vincere, non ci si accontenta mai, dopodiché si cerca di fare il meglio possibile. Credo che le condizioni migliori di partenza debbano essere quelle di stare uniti, perché molto spesso noi ci facciamo anche del male da soli,
allargare la coalizione il più possibile, ma non per battere gli avversari, ma per un programma che sia condiviso, altrimenti la gente se ne accorge e ti punisce lo stesso. Quindi ci si mette al lavoro e si faccia il modello Verona, le civiche, i rappresentanti del... Ma guardi, ormai è un modello, diciamo, un po' dappertutto. Io feci una lista, portò il mio cognome, che su 6 arrivò seconda alle regionali del 2020. Il civismo è molto importante quando è un progetto di governo. C'è un civismo di protesta e c'è un civismo di proposta, a noi interessa il secondo. C'è tanta gente che non vuole stare nei partiti ma che non rinuncia a stare coi partiti. E magari se siamo bravi, se sappiamo aprirci, uno dei motivi del post-congresso, già del congresso, ma chi dovrà guidare il partito dopo è anche quello di aprire porte e finestre. Di gente se n'è andata troppa, abbiamo bisogno di riportare gente che se n'è andata, ma anche di portare gente che non è mai venuta, ma che può su alcuni temi portare il proprio contributo di quello che ha saputo fare o fa nella vita. E magari, perché no, qualcuno civico ti dà una mano magari a vincere le elezioni e poi dopo perché non possa diventare anche parte del Partito Democratico. Ma mi pare che Bonaccini sia il candidato che si presenta come il più solido per guidare il partito in una fase così delicata e difficile come quella di oggi. Naturalmente sono rispettabili e persone valide anche gli altri candidati, ma credo che Bonaccini può vantare da un lato un'esperienza di partito, perché è stato dirigente di partito del PD, è stato il primo segretario regionale del PD in Emilia, può vantare un'esperienza regionale amministrativa importante, tutti riconoscono che l'Emilia è una delle regioni meglio governate, è un uomo che esprime una cultura riformista e una cultura di governo perché è figlio del riformismo emiliano, ha una capacità di relazione con la società, con i mondi che costituiscono la società molto ampia, molto larga, lo si è visto proprio da Presidente della Regione, ed è un uomo che scommette sempre sul cambiamento, sull'innovazione, e lo ha dimostrato. Quindi mi pare che siano le caratteristiche che meglio si attagliano al segretario del PD di cui abbiamo bisogno, e questa è la ragione per cui io lo sostengo e lo sostengo con convinzione. Un segretario che può ricompattare il centro-sinistra, quindi anche con le altre forze, Movimento 5 Stelle, Terzo Polo. Viene sempre chiesto al PD se intende allearsi con 5 Stelle, ma io rovescio la domanda, ma 5 Stelle intende allearsi con qualcuno? Cioè Conte, questo 15%, come lo vuole usare? Perché per adesso lo usa da solo, come si è visto nel Lazio, e lo stesso vale per Calenda e Renzi, cioè ho l'impressione che sia 5 Stelle sia Azione Italia Viva in questa fase privilegino più il consolidamento del loro elettorato che non la battaglia comune contro il centrodestra, e io penso che invece bisognerebbe lavorare per l'unità. Poi naturalmente è del tutto legittimo che ogni forza politica cerchi di consolidare il suo consenso, il suo elettorato, questo va da sé, ma questo non può essere separato o scisso da un impegno unitario a costruire una forte coalizione delle forze di opposizione e delle forze progressiste. La prima sfida sarà portare anche i simpatizzanti a votare alle primarie? Beh sì, ma l'esperienza ci dice che le primarie sono sempre un'occasione di larga partecipazione. Tutte le primarie che noi abbiamo svolto, da quelle con cui iniziamo per l'investitura Prodi nel 96 ad oggi, tutte le primarie hanno visto una partecipazione ampia, forte, larga, di un pezzo significativo di società italiane, credo che sarà anche così, comunque noi lavoriamo perché sia così. Senta, questa ipotesi che sarebbe fuori Ma no, guardi, la stampa ha fatto un titolo ieri molto forzato, basta leggere l'intervista per rendersi conto che non è questo il tema. A domanda del giornalista, ma il suo PD è aperto anche a Bersani e ad D'Alema? Bonaccini ha risposto: il mio PD è aperto a tutti, e lì è finita la risposta, quindi mi pare che non ci sia proprio questo tema di un ritorno indietro. Bonaccini è uno che guarda avanti.
Senta, per le amministrative in Veneto il PD guarda un allargamento alle forze civiche, al volontariato, all'associazionismo, insomma Verona fa un po' da modello. Beh, si vota a Treviso, si vota a Vicenza, si vota in tanti comuni e quindi noi ovunque vogliamo costruire ovviamente intorno ai candidati sindaci gli schieramenti elettorali più larghi e nelle elezioni locali, oltre a riferirsi ai partiti, bisogna riferirsi anche alle espressioni civiche che nel territorio dei comuni, delle città maturano, quindi noi lavoriamo ovunque per costruire le condizioni di una larga unità, perché una larga unità politica e civica è la condizione per essere competitivi. Le aspettative sono quelle di posizioni forti e messaggi decisi anche per riconquistare quei pezzi di elettorato che pian piano abbiamo perso, dai giovani ai lavoratori, alle donne. Io credo che Stefano Bonaccini abbia le idee molto chiare in questo senso e anche la capacità di mettere insieme la concretezza del saper fare, dell'aver amministrato con una visione ideale che parla di welfare pubblico accessibile, universale, che parla di diritto all'istruzione, che parla di dignità del lavoro e di ambiente soprattutto anche, quindi sono molto fiduciosa che con queste posizioni forti e ben tenute riusciremo a risollevare il Partito Democratico. Che parla anche di autonomia. Anche sì, certo, ovviamente l'autonomia è una cosa che va concordata con tutti gli attori in campo, quindi con le regioni e soprattutto tenendo conto delle grandi disuguaglianze che attraversano il Paese. Senza i livelli essenziali delle prestazioni non possiamo immaginare un'autonomia differenziata che sia equa, ma è un ragionamento che si può aprire tranquillamente anche all'interno della discussione del Partito Democratico. Il PD dice no a 2 materie per l'autonomia, scuola e sanità. Sì, certo, perché sono 2 cose su cui è essenziale garantire innanzitutto di colmare i divari e le grandi disuguaglianze che ci sono in tutto il Paese. Abbiamo dei numeri sulla dispersione scolastica che sono assolutamente preoccupanti e abbiamo delle situazioni in diverse regioni che non vedono garantito il diritto delle persone a curarsi e ad accedere alle cure. Quindi innanzitutto è bene occuparsi di quello, poi potremo discutere assolutamente anche dell'autonomia. Ma la sanità è già comunque una competenza che già le regioni hanno, quindi andrebbe modificata la percentuale di autonomia che già hanno le regioni in tema sanitario? Ma probabilmente sì, nell'ottica di uniformare meglio la situazione e garantire a livello nazionale l'accesso alle cure a tutti quanti. Lo vediamo anche qui nella nostra regione, che certo è un'eccellenza per tutta una serie di fattori. La gestione regionale rischia di consegnarci a uno scivolamento verso la privatizzazione che poi vede svantaggiato chi non può permettersi di pagarsi le cure, quindi vediamo già quali sono le conseguenze di un'eccessiva settorializzazione. Lei è stato tra i primi sindaci del centrodestra uscente che ha presentato ufficialmente la sua candidatura prima ancora che ci fosse l'accordo, no, di candidare i sindaci del centrodestra uscenti nel segno della continuità. La sua ricandidatura perché? Beh, l'impegno che mi sono preso nel 2018 con i cittadini è un impegno importante che si sviluppa in almeno 2 mandati, perché la gestione in questo mandato è stata particolarmente complicata, caratterizzata dalla pandemia, però nonostante questo abbiamo messo in cantiere davvero tante cose, tanti progetti che nascono dall'ascolto delle esigenze della comunità, che hanno colto anche l'occasione del PNRR. Ricordo che la città di Treviso ha preso direttamente 98 milioni di euro e 128 per quanto riguarda l'area vasta, quindi insomma i lavori sono in corso e quindi mi sono sentito di non avere alcun dubbio e alcuna riserva da sciogliere nei confronti della mia comunità, alla quale devo tanto e alla quale mi sento ancora di avere tanto da dare, tanto da fare, tanto da ascoltare, e quindi non ho mai avuto alcun dubbio. E in un momento in cui invece gli altri candidati manifestavano un sacco di dubbi, perplessità, pensieri, riflessioni, io, siccome non avevo alcun dubbio, ho sciolto subito le riserve che nel mio caso assolutamente non c'erano. Obiettivi raggiunti in questi 5 anni che vanno a concludersi e obiettivi futuri? Ma potrei star qui a parlare delle ore, racchiudere gli obiettivi raggiunti in pochi secondi è davvero complicato, però i cantieri, dalla rigenerazione urbana all'incremento delle piste ciclabili, abbiamo realizzato 20 km di rete fognaria,
passando dal 35% di cittadini allacciati a oltre il 60%, stiamo per cominciare il collegamento del collettore tra il centro storico e il depuratore, abbiamo cominciato la rivoluzione del trasporto pubblico vincendo un bando da 15 milioni di euro e arriveranno nelle prossime settimane i primi bus a titolo sperimentale. Insomma, davvero tante le opere fatte, abbiamo modernizzato gli impianti sportivi, abbiamo salvato il teatro comunale, gli abbiamo dato un nuovo slancio, abbiamo completato il secondo stralcio del Bailo portando in contemporanea in città 2 grandi mostre e i risultati ci dicono che quest'anno sono stati staccati più di 100.000 biglietti per quanto riguarda i musei civici, quindi insomma numeri importantissimi uniti a quelli del turismo, uniti a quelli del sociale, però ripeto i numeri che mi entusiasmano di più sono quelli del futuro perché queste risorse che ci consentiranno di riqualificare le mura, che ci consentiranno di creare di fatto un polo giovanile per quanto riguarda la caserma Salsa, il raddoppiare la biblioteca Zanzotto sono numeri importanti, ma credo che tra l'altro il risultato più bello che siamo riusciti a ottenere, che ci vedrà protagonisti anche in futuro, è proprio questo accordo con l'università, quindi Treviso sempre più città universitaria, l'accordo con Ca' Foscari per il nuovo campus e con Padova per i nuovi corsi vedrà Treviso davvero protagonista con una linfa giovani di studenti che ci piace davvero tanto. Se dovesse definire il cambiamento di Treviso in questi ultimi 5 anni, Treviso è diventata cosa? Treviso è diventata a tutti gli effetti una città universitaria, una città europea perché l'esperienza che ci ha portato ad andare in Finlandia premiati per 2 anni consecutivi tra le migliori 10 città per quanto riguarda le politiche ambientali ci fa capire che la direzione che abbiamo preso è quella che hanno preso anche le migliori realtà virtuose a livello europeo e quindi sedersi al tavolo con città come Tallinn, Grenoble, Sofia, Lisbona per me è stato un motivo di grande orgoglio che certifica e mi conferma che la strada è quella giusta, che ovviamente c'è tanto da fare, ma ringrazio i cittadini perché la strada che abbiamo deciso di prendere nasce proprio dalle loro sensibilità e dalle loro esigenze, soprattutto dei più piccolini, lo dico sempre, perché quando incontro gli studenti, i bambini mi chiedono una città meno inquinata, più verde, con più parchi giochi, con più piste ciclabili e questo è quello che stiamo cercando di fare. Lei faceva riferimento prima ai fondi del PNRR, proprio di queste ore il dibattito che insomma forse gli obiettivi del PNRR vanno un po' rivisti perché alcuni sono impraticabili, penso magari anche ai veicoli ad idrogeno. Per quanto riguarda i bandi a cui ha partecipato Treviso, una sua analisi. Sì, abbiamo discusso tanti mesi su come destinare questi fondi del PNRR, poi una volta deciso come destinarli sulle modalità di destinazione, oggi siamo nella fase dove i fondi sono di fatto stati assegnati ai comuni per quanto riguarda le competenze comunali, ora entriamo nella fase operativa, quelli dei cantieri e comincia una fase molto delicata, complicata perché la burocrazia italiana non collima con le tempistiche europee. Noi amministratori locali abbiamo fatto presente fin da subito che certi bandi erano davvero complicati sia nel metodo che nel concetto, però sinceramente non è che siamo stati così tanto ascoltati, però fino ad oggi siamo riusciti a rimanere al passo coi tempi mantenendo l'impegno con l'Europa che ci siamo presi. Ora comincia una fase molto delicata, ho visto le criticità a livello nazionale, si parla di progettazioni sovracomunali, quindi che non vedono direttamente interessati i comuni, però effettivamente laddove non ci siano le condizioni di partecipare a quei bandi io credo sia corretto mettere mano alle regole del gioco per far sì che questa opportunità che il nostro Paese ha possa essere colta dalle nostre comunità. E la proposta europea dell'adeguamento energetico degli edifici che in Italia sarebbe un bagno di sangue? Io credo che sia una soluzione certamente sulla carta e moralmente corretta, però poi bisogna sempre fare i conti con la realtà perché oggi chiedere un ulteriore sacrificio a una comunità che è reduce da una pandemia e con una guerra in Unione Europea in corso significa affossare completamente anche quella fascia di cittadinanza che magari oggi riesce comunque a arrivare a fine mese. Quindi le idee e gli obiettivi da un punto di vista energetico e ambientale sono certamente da promuovere, poi le modalità e le condizioni sono assolutamente da rivedere perché oggi la nostra comunità non riuscirebbe a far fronte a questo ennesimo impegno che se diventa un obbligo sarebbe davvero difficile da accettare.
Mario Conte si presenta come candidato della Lega, ma anche come candidato di liste civiche? Sì, ci sarà ovviamente la mia lista civica come nel 2018, che è un grande contenitore di civici, persone che arrivano dalla società civile, studenti, artisti, operai, liberi professionisti, pensionati, insomma c'è davvero di tutto, gente che arriva dal mondo dello sport, dal mondo del lavoro, ognuno porta la propria sensibilità, la propria competenza, il proprio entusiasmo, però è una civica pura. Diversamente vedo oggi dei candidati che si manifestano civici, in realtà cercano soltanto di nascondere il sostegno politico. Io invece del sostegno politico ne vado assolutamente fiero e orgoglioso, quindi sono sostenuto dalle forze che oggi rappresentano il governo nazionale, in più ci sarà la mia lista civica, quindi daremo risposta a entrambi, però manifestarsi esclusivamente civici con poi alle spalle il Partito Democratico, io credo che sia la prima bugia che si dice agli elettori. Lei fa riferimento alla candidatura ufficializzata sabato del consigliere regionale? No, Giacomo Possamai è di fatto un esponente del Partito Democratico, però ho visto qui a Treviso che c'è un candidato che si manifesta civico con alle spalle il Partito Democratico e la sinistra trevigiana, quindi di civico c'è ben poco, però secondo me non bisogna, per rispetto dei cittadini, non bisogna vergognarsi di avere il sostegno politico dei partiti, anzi io ne sono assolutamente fiero e orgoglioso e ringrazio le forze politiche che mi sostengono, e unite a queste forze politiche ci sarà ovviamente un'attrazione civica che sarà quella che porterà il mio nome. Per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia, temete un sorpasso in qualche modo a Treviso? Lei comunque è espressione di quella Lega che ha mal digerito, no, alcune candidature per quanto concerne le politiche. Diciamo che le politiche fanno parte del passato, poi i rapporti anche con gli alleati si costruiscono nel tempo e soprattutto per quanto riguarda le amministrative si costruiscono in città, nel lavoro quotidiano per il bene della nostra comunità, quindi io sto cercando degli alleati che siano forti e non deboli, perché sennò vuol dire che sto costruendo una squadra scarsa, invece voglio una squadra forte, quindi ben venga un alleato forte come Fratelli d'Italia. Ovviamente, come ho detto a tutti, compresi i componenti della mia lista civica, prima si vince e dopodiché in base al risultato riusciremo a dare il giusto peso a quello che è stato il supporto che le forze politiche e civiche hanno dato alla vittoria. Però pensare di mettersi oggi a discutere di chi farà cosa e una spartizione di ruoli sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dell'elettorato e dei miei cittadini troppo grande, che io non voglio in alcun modo fare. Quindi oggi dobbiamo stare concentrati sull'ascolto della comunità, sui progetti per il futuro della nostra città e vincere questa partita. Dal giorno dopo poi cominceremo a parlare di chi potrà ricoprire i ruoli, fermo restando che la caratteristica della mia amministrazione è stata la competenza, quindi cercherò anche negli schieramenti politici coloro che hanno la competenza adatta per rappresentare nel migliore dei modi ogni singolo assessorato. Quale sarà il contributo per l'autonomia? Anche Treviso vuole l'autonomia. Io credo che tutti i veneti hanno già dimostrato di voler l'autonomia e il contributo che noi daremo è quello del buon governo, nel senso che faremo vedere, e stiamo già dimostrando a partire dal presidente Zaia per poi continuare con tutti gli amministratori locali del Veneto, che dei veneti ci si può fidare, che il Veneto è quel territorio del buon governo dove qui i fondi e le risorse e i denari dei cittadini vengono amministrati con attenzione, con sensibilità e con rispetto, tant'è che io rappresento 563 sindaci virtuosi, significa che non hanno mai speso un euro in più di quello che potevano spendere e che qui l'autonomia ce la meritiamo. È un'assunzione di responsabilità che non ci spaventa, ma siamo anche convinti che attraverso l'autonomia potremo continuare ad alzare l'asticella della qualità della vita. Teme che l'abbinata col presidenzialismo possa davvero rallentare il processo dell'autonomia? Io credo nei programmi elettorali e al secondo punto del programma elettorale del centrodestra c'era l'autonomia e quindi sono convinto che la Presidente Meloni sia una persona di parola, seria, che rispetta gli impegni presi con i territori e quindi sono convinto che non ci saranno rallentamenti. Se così non sarà, io credo che salterebbe la fiducia a livello governativo, però non credo che si arriverà a questo punto, anche perché siamo tutti convinti che l'autonomia sia davvero la soluzione per questo Paese.